Un concerto sul tagliamento per dire no all'autostrada Cimpello-Gemona e agli effetti che il progetto avrebbe sull'ambiente. Quello organizzato ieri a Pinzano dal Comitato Arca e da Radio Onde Furlane. Nonostante la pioggia ne hanno preso parte quasi 300 persone, 200 sono state le firme raccolte nell'occasione per la petizione contro l'autostrada. Diffondere attraverso la musica un messaggio forte, qual è la difesa del proprio territorio. Così il Comitato Arca, acronimo di Assieme resistiamo contro l'autostrada, nato lo scorso marzo contro la realizzazione del raccordo Gemona-Cimpello, e Radio Onde Furlane, hanno concepito il Concert Paltiliment, andato in scena ieri pomeriggio sulla riva del fiume, a Pontaiba di Pinzano al Tagliamento. Nonostante le bizze del tempo, ad un certo punto è piovuto a scrosci, quasi 300 persone hanno preso parte all'evento per ascoltare la musica della decina di artisti coinvolti e raccogliere elementi sul progetto fortemente contestato da Arca. Nell'occasione sono state raccolte circa 200 firme per la petizione contro il progetto. Alberto Durì del Comitato ha ribadito le ragioni di tale contrarietà. Secondo Arca, infatti, la realizzazione dell'autostrada devasterà una delle zone più preziose e delicate non solo del Friuli ma di tutta Europa, rovinando per sempre un'oasi ecologica ed un paesaggio naturale finora intatti. I danni in termini di rumore, inquinamento e deterioramento del paesaggio, è stato ribadito, saranno scarsamente o niente affatto mitigabili. Per il Comitato, inoltre, i friulani pagheranno l'infrastruttura, che però non sarà al servizio della popolazione e delle imprese locali, ma risponderà alle esigenze del traffico pesante che dal Veneto e dalla Lombardia si dirige verso l'Austria e viceversa. Ad essere compromesse, inoltre, sarebbero anche le prospettive di sviluppo turistico e sostenibile della pedemontana friulana. All'iniziativa di ieri ha aderito anche il WWF. Il presidente regionale Roberto Pizzutti ha evidenziato come l'allargamento dell'arteria da 2 a 6 corsie comporterebbe tra l'altro la distruzione di ettari di boschi golenali nella zona del tagliamento, rovinerebbe le risorgive e restringerebbe l'alveo del lato opposto a quello in cui dovrebbero essere realizzate le casse di espansione, con il forte rischio per l'associazione del Panda di uno scarso utilizzo dell'opera. Per il WWF la realizzazione dell'autostrada è espressione di una politica miope che si ostina ad insistere sul trasporto su gomma, quando tutte le direttive internazionali e nazionali e tutti i recenti studi in materia ritengono imprescindibile uno sviluppo equilibrato del sistema trasporti verso modalità più sostenibili quali le rotaie. Tra i momenti più coinvolgenti del concerto vi è stata l'esibizione del DJ Tubet. Sono state anche organizzate visite guidate lungo il fiume fino al punto di confluenza del torrente Arzino nel tagliamento.